Ciao a tutti ragazzi e bentornati a 101 Storie Zen. La storia di oggi si intitola Tempo di morire. Non è una storia cruda o cattiva, è una storia molto elegante, molto semplice, con un principio davvero semplice per riuscire a descrivere quella che è la circolarità degli eventi. Allora, leggiamola assieme. Ikkyu, il maestro di Zen, era molto intelligente anche da bambino. Il suo insegnante aveva una preziosissima tazza da tè, un oggetto antico e raro. Sfortunatamente Ikkyu ruppe questa tazza e ne fu davvero molto imbarazzato. Sentendo i passi dell'insegnante, nascose così i cocci della tazza dietro la sua schiena. Quando comparve il maestro, Ikkyu gli domandò: Maestro, perché la gente deve morire? Questo è naturale, spiegò il vecchio. Ogni cosa deve morire e deve vivere per il tempo che le è destinato. Ikkyu, mostrando la tazza rotta, disse: Per la tua tazza si vede che era venuto il tempo di morire. Questa storia è molto semplice, ma è anche molto elegante, come dicevo in apertura. Spiega come un bambino abbia già capito un pochettino quello che è il senso della situazione di conclusione del percorso di vita. Quindi questa tazza è stata creata, ha avuto il suo tempo e poi ha avuto la sua conclusione. Ecco, questo bambino, Ikkyu, che diventerà appunto, come abbiamo letto all'inizio, un grande maestro di Zen, in futuro era già molto predisposto, era già molto intelligente rispetto a quello che era lo Zen. Diciamo pure che il maestro dà alla fine una lettura molto semplice, cioè che è un meccanismo naturale e che ogni cosa e ogni essere vivente sono qui per il tempo che è loro destinato. Una sorta di visione un attimino non religiosa, ma semplicemente accidentale. Siamo qui, abbiamo un certo tempo che ci è destinato. Ecco, questa visione cosa fa Ikkyu? La sfrutta per dire al maestro che ha combinato un piccolo guaio, che ha rotto questa tazza a cui era molto legato il suo maestro. Resta comunque una cosa interessante secondo me, cioè come da un evento negativo si riesca a portare della conoscenza per tutti e due i personaggi. Uno per cercare di in un qualche modo arginare il problema che è stato creato, la rottura volontaria di una tazza, perché la tazzina probabilmente se restava lì durava qualche anno in più, e anche da parte del maestro che di fatto con la sua stessa saggezza ha dato il suo contributo al ragazzo e alla fine il ragazzo utilizza questo contributo definendo la situazione che è accaduta, quindi proprio dicendo che si vede che era arrivato il tempo per questa tazza. In questo principio dobbiamo comunque ricordare una cosa, che il maestro in questo caso sta dando una chiave di lettura molto molto semplice ma anche molto importante, cioè ogni cosa e ogni soggetto sono qui per il tempo che è loro destinato. Cerchiamo quindi, secondo me, da questa piccola frase di dedurre qualcosa. Cerchiamo di non tenere tutto sempre chiuso, sigillato e nascosto per quello che riteniamo molto importante o molto di valore. Non teniamo questa ricchezza in un qualche modo chiusa a se stessa per farla durare e perdurare a lungo. Piuttosto cerchiamo di capire che la ricchezza è tale solo se la condividiamo. Per me questo è un tema che ho sempre cercato di far capire anche ai miei allievi, eccetera. È il discorso delle gioie e dei dolori, cioè più siamo, più ci divertiamo, più stiamo assieme, più condividiamo emozioni, sentimenti, a volte positivi, a volte negativi, ma li condividiamo, cioè il meccanismo di regalo della condivisione diventa molto forte, molto importante, molto buono. Ecco che anche la parte di dolori può essere comunque condivisa e quindi anche riuscire a in un qualche modo alleviare la pesantezza di tante situazioni tra tante persone. Ecco come in un qualche modo questa piccola storia ci aiuta a capire che sì, c'è un tempo destinato, ma cerchiamo anche di non proteggere quelli che sono degli sentimenti, quelle che sono delle ricchezze e di chiuderli e nasconderli per un nostro conto. Cerchiamo piuttosto di essere molto naturali in quello che facciamo.
deve essere qualcosa di fatto molto in fiducia e molto alla luce del sole. Questo deve essere un principio con cui non ci vergogniamo e non cerchiamo di proteggere delle cose che abbiamo, ma dove noi cerchiamo di usare un meccanismo di condivisione, di in un qualche modo riuscire a condividere, come dicevo prima, sia fattori positivi che fattori negativi, perché è il fatto di condividere che vi porta a un tesoro più grande e in un qualche modo permette di creare delle connessioni che vanno anche delle volte al di là del vostro tempo di morire, quindi dei ricordi, dei momenti di memoria importanti dove voi potete avere un piccolo segno lasciato nelle memorie di altri, nella storia di altri. Bene, detto questo, ci vediamo alla prossima Storia Zen. Ciao ciao!